Assessore Bressa, oggi la seconda giornata di 2050 con l'apertura dei lavori è un grande obiettivo, quello di Padova, di arrivare entro il 2030 alla carbon neutrality. Sì, quantomeno fare un grande abbattimento delle emissioni climalteranti entro il 2030, mentre l'obiettivo per le varie città europee è quello di arrivare al 2050. La Commissione europea ha dato questo obiettivo a Padova e ad altre smart cities italiane ed europee di accorciare i tempi con delle politiche quindi molto importanti e significative su questo tema, il che vuol dire che dobbiamo avere un approccio corale, da una parte sfruttare le risorse del PNRR con gli investimenti infrastrutturali e di transizione energetica che sono necessari, dall'altro condividere con tanti stakeholder, con tanti operatori questi obiettivi e costruirli insieme. Per questo 2050 ci dà la possibilità di fare squadra e di lavorare insieme in questa direzione. E quindi potremmo dire, Assessore Bressa, che sostenibilità è fare rete per il territorio. Sì, assolutamente, noi abbiamo bisogno di fare rete, abbiamo bisogno di lavorare tra pubblica amministrazione, enti, associazioni di categoria e anche aziende singole nella direzione della transizione green e la transizione energetica. Non è più solo un tema per l'economia locale di responsabilità sociale nei confronti dell'ambiente, ma è un vero e proprio tema di competitività. Noi in chiave strategica non possiamo che accompagnare il nostro sistema produttivo nel individuare forme di approvvigionamento energetico sostenibili, perché questo permette di essere liberi dalle fonti fossili, anche più autonomi come sistema paese nello scacchiere geopolitico, e soprattutto questo ci permette di costruire posti di lavoro, economia e anche un ambiente più sano di quello che serve al nostro paese e alla nostra città.